Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Non ce l'ha fatta Giovanni Arrigò, 42 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione della sua fabbrica di fuochi d'artificio a Messina. È morto dopo una settimana di agonia al centro Grandi Ustionati di Genova. Appicca il fuoco a casa della ex fidanzata per ripicca. Lei lo aveva lasciato, tragedia sfiorata a Vittoria. Emergenza cenere a Catania, apertura straordinaria domenicale del centro di raccolta di Picanello, intanto gli scout aiutano i cittadini a ripulire terrazze e balconi. L'arrivo dell'estate rallenta le donazioni di sangue e gli ospedali vanno in sofferenza. L'allarme di medici e associazioni, le scorte non sono sufficienti. In Sicilia il 77% della costa è a rischio erosione. La fotografia nel dossier regionale di Legambiente, tra le cause la cementificazione selvaggia e i cambiamenti climatici. Parata di stelle al Taormina Film Fest per il ritorno dei Nastri d'Argento sul palco del Teatro Antico. Tra i premiati Carlo Verdone e Christian De Sica. Calciomercato in Serie C, il Catania punta a sfoltire l'organico, Chiarella ceduto in prestito al Rimini, a Messina contestazione contro il presidente Sciotto. Ancora buongiorno, è morto Giovanni Arrigò, l'uomo rimasto vittima dell'esplosione nella sua fabbrica di fuochi d'artificio il 4 luglio, era ricoverato al centro Grandi Ustionati di Genova, il servizio di Francesco Triolo. Non ce l'ha fatta Giovanni Arrigò, il 42enne rimasto vittima insieme alla madre e alla sorella di un'esplosione nella sua fabbrica di fuochi d'artificio il 4 luglio. È morto questa notte al centro Grandi Ustioni, Villa Scassi di Genova, dove era ricoverato in gravissime condizioni. Arrigò era stato trasferito la sera dell'incidente dal Policlinico di Messina grazie ad un aereo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Sul corpo oltre il 90% di ustioni e una situazione che sembra subito gravissima. Nell'ultima settimana è stato sottoposto a diversi lavaggi e trasfusioni di sangue. Negli ultimi 2-3 giorni gli era stata sospesa la somministrazione di ossigeno per verificare la sua capacità di reazione e nelle prime 24 ore aveva mostrato anche dei segnali di ripresa. L'equipe medica di Villa Scassi stava anche programmando la possibilità di un intervento già lunedì, ma nella notte la situazione è precipitata e Giovanni Arrigò non ce l'ha fatta. Adesso gli uffici dell'ASP di Genova stanno provvedendo agli adempimenti burocratici per il rientro della salma a Messina, che dovrebbe avvenire lunedì, e nella prossima settimana saranno celebrati i funerali. A Vittoria sfiorata una tragedia. Lei lo lascia, lui per ripicca appicca il fuoco alla casa. Arrestato un uomo identificato dalle telecamere della zona. Giusy Lazzara. Non aveva accettato che la loro storia fosse finita. Per vendetta appicca il fuoco all'abitazione della sua ex a Vittoria. Doveva dare una lezione alla donna che aveva subito per anni violenze fisiche e psicologiche. Così, tragedia sfiorata e momenti di paura con le fiamme e il fumo che hanno avvolto l'edificio. L'uomo, 28 anni, dopo aver provocato l'incendio è scappato. Identificato dalle telecamere della zona, è stato arrestato dalla polizia e rinchiuso in carcere a Ragusa. In via Cacciatori delle Alpi ci sono stati anche momenti di tensione, con una donna residente nello stabile bloccata nel pianerottolo all'ultimo piano, che non riusciva a scendere e mettersi in salvo. Immediato l'intervento del dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono, che l'ha soccorsa riuscendo a uscire utilizzando la scala esterna dei vigili del fuoco. Messe in sicurezza anche le 2 bombole al primo piano dello stabile. E sempre a Vittoria, il 13 giugno, un ragazzo di origini tunisine dà fuoco alla casa dei genitori al culmine dell'ennesima lite. Muoiono la madre e una sorella che aveva ustioni sul 70% del corpo. Gravemente feriti il padre e un'altra sorella ricoverati nel centro Grandi Ustioni di Catania e Ragusa. Avrebbe violentemente aggredito all'interno di un locale di Prato in Toscana un connazionale, colpendolo ripetutamente prima con una bottiglia di vetro e poi con un'arma da taglio, oltre che con calci e pugni. La polizia di Catania ha arrestato un 39enne cinese che si era rifugiato nella città etnea, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in concorso con altre 5 persone. La vittima ha subito lesioni gravissime che hanno reso necessario il ricovero urgente e
nella sottoposizione a un delicato intervento chirurgico. Lo scontro potrebbe essere maturato nell'ambito di una faida tra opposte fazioni che si contendono il mercato, pensate, delle grucce nella comunità cinese della città di Prato. Allarme sicurezza anche a Palermo, è stato appena tolto il presidio straordinario delle forze dell'ordine ed ecco scoppiare una nuova, l'ennesima rissa in via Macheda Alta, ormai in preda alle bande che si confrontano quasi quotidianamente a suon di spranghe e di bottiglie rotte. Manlio Viola. E allarme sicurezza nella zona alta di via Macheda a Palermo, una delle strade storiche della città nella parte che collega i Quattro Canti, fulcro del centro palermitano, con la stazione ferroviaria centrale. L'area è in mano alle bande di giovani e meno giovani. Non si tratta di vere e proprie gang, ma di bande di strada, tunisini contro giovani del Bangladesh, palermitani contro marocchini e così via. Un coacervo di culture e nazionalità diverse messe insieme solo dalla regola della sopraffazione reciproca per conquistare un angolo per il commercio abusivo o semplicemente per la voglia di non pagare il conto. Dopo le ultime due risse, una che ha causato il grave ferimento di un giovane tunisino 17enne che da giorni si trova in rianimazione al Policlinico, la seconda conclusa con il ferimento del titolare di un bar con una bottigliata in testa e 2 tunisini arrestati, adesso la misura è colma. Gli abitanti dell'area si sono riuniti in comitato e sono stati ricevuti dal prefetto, al quale hanno chiesto presidi fissi delle forze dell'ordine fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, ovvero fino a quando, dicono, le bande che stazionano fra via Fiume e via Torino non abbandoneranno il loro luogo di ritrovo. L'ultima rissa, quella di giovedì scorso, è scoppiata infatti poche ore dopo che il presidio delle forze dell'ordine, quello straordinario, era stato tolto. Una situazione che induce il prefetto Mariani a ripensare alle sue scelte. Da sempre contrario alla repressione pura e semplice e fautore di prevenzione e dialogo, adesso promette il rafforzamento dei presidi. Una scelta obbligata almeno nel weekend del festino, quando sono attese circa 600.000 persone nell'area immediatamente adiacente, lungo la via dal Cassaro. Ma gli abitanti aspetteranno proprio che il festino sia passato per valutare cosa davvero verrà fatto. Avviso di chiusura indagini per 2 cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, ritenuti responsabili del reato di falso e furto con mezzo fraudolento. 117, pensate, gli anziani truffati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comune di Falcone. I 2, dopo aver avvicinato le vittime, formavano e compilavano deleghe alla riscossione delle quote sindacali sulla pensione. In 48 hanno subito l'inconsapevole furto delle quote per un ammontare di circa 250 euro al mese. E adesso ci spostiamo a Catania, dove è ancora in corso l'emergenza cenere. Domani, domenica, apertura straordinaria di mattina dell'isola ecologica a Piganello. Intanto ci pensano anche gli scout ad aiutare le persone a ripulire balconi e terrazze dalla cenere lavica. Giusy Lazzara. Questa è la cartolina dell'emergenza cenere che va avanti da giorni. Così l'isola ecologica di Piganello a Catania, con cassoni stracolmi e sacchetti abbandonati sul marciapiede. L'amministrazione corre ai ripari, dispone un'altra apertura straordinaria per domani mattina di questa isola ecologica di Piganello, dalle 8 alle 12. Il sindaco Trantino sta valutando la possibilità di emettere un'ordinanza coinvolgendo ditte e protezione civile per la raccolta della cenere. Provvedimento reso urgente anche per motivi sanitari, con l'ARPA che segnala un livello di polveri sottili nell'aria oltre il 50%. Nel frattempo ci si organizza e scendono in campo gli scout Agesci di San Giovanni La Punta, che vanno in soccorso dei residenti ormai stremati per la raccolta senza fine. Li vediamo attrezzati con soffiatori a ripulire terrazzi e abitazioni. Tantissime le richieste di aiuto ricevute, dicono gli scout. Tutto in attesa che le amministrazioni si mobilitino con più mezzi e personale per ripulire strade e marciapiedi. A proposito di rifiuti, la Regione siciliana ha stanziato 50 milioni di euro come contributo ai comuni per compensare gli aumenti dei costi sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all'estero. È il contributo del decreto del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che ha approvato anche l'elenco delle istanze ritenute ammissibili. Adesso a Stromboli, dove gli operatori turistici chiedono aiuto per un'economia che si sorregge proprio in questi 2 mesi estivi sul turismo, ma le ordinanze, soprattutto quello che vieta le mini crociere, restano ancora attive. Il servizio.
A Stromboli il vulcano sta concedendo un po' di tregua dopo la grande paura di 2 giorni fa, ma la preoccupazione degli operatori commerciali dell'isola è tanta e i divieti previsti nelle ordinanze stanno portando a diverse disdette per le prossime settimane, anche se la situazione è sotto controllo. A pesare soprattutto è l'assenza del cosiddetto turismo mordi e fuggi, quello delle mini crociere che ogni giorno da Sicilia, Calabria e dalle altre isole delle Eolie potrebbero potenzialmente portare a Stromboli oltre 5.300 visitatori, che diventerebbe impossibile gestire in caso di un'emergenza come quella vissuta giovedì scorso. Federalberghi Isole Eolie e Proloco di Stromboli hanno inviato una nota alle istituzioni richiamando l'attenzione sui gravi problemi economici che stanno impattando sull'isola di Stromboli e si stanno propagando nel resto dell'arcipelago. Chiedono provvedimenti immediati per sostenere gli operatori turistici e gli abitanti, tra cui l'esenzione dal pagamento di IMU e tasse per il 2024, l'accesso alla cassa integrazione per i dipendenti stagionali, la sospensione delle rate di mutuo e di quelle tributarie e altre forme di ristoro, oltre che interventi sulla prevenzione e manutenzione del territorio. Intanto continuano le riunioni del centro operativo attivo alle Eolie, che deve fronteggiare emergenze anche quotidiane come quella di ieri, quando è stato necessario portare una signora con un attacco di appendicite a Panarea con una motovedetta perché i fumi del vulcano non hanno consentito all'elicottero del 118 di atterrare a Stromboli. Bruciano le colline sopra Messina, un incendio è divampato nella zona di Gravitelli, sopra il centro della città, ed è stata parecchia la preoccupazione per i residenti che sino a tarda mattinata hanno visto al lavoro 2 squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il fumo ha reso l'aria irrespirabile, i vigili del fuoco che assieme ai forestali sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi anche in provincia di Palermo, a Mezzoiuso, a Partinico, in Contrada Madonna del Ponte e Contrada Mozzicato, e a Montelepre e a San Giuseppe Iato. E anche oggi la giornata di caldo tiene in allerta tutta la protezione civile regionale, in 8 province appunto l'allerta è di colore arancione. Emergenza sangue in Sicilia, l'arrivo dell'estate, come spesso accade, frena le donazioni e gli ospedali vanno in sofferenza. Il servizio di Tonino De Mana. Come ogni estate puntuale, addirittura in leggero anticipo, arriva l'emergenza sangue che scarseggia in tutta la Sicilia con dati preoccupanti su Catania. 33.500 donazioni, 42.300 il consumo, numeri alla mano, mancano all'appello 10.000 sacche. L'arrivo della bella stagione frena le donazioni e gli ospedali etnei, che durante l'anno attingono dai bacini di Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, vanno in sofferenza. Situazione drammatica all'Arnas Garibaldi, dove lo scorso weekend c'era la disponibilità solo di 3 unità di zero negativo, frigo e emoteche quasi vuote e carenza per alcuni gruppi sanguigni, con il reparto di talassemia che solo al Garibaldi ha in cura 200 pazienti con un fabbisogno giornaliero di 40 unità. E naturalmente scorte di sangue servono anche per interventi chirurgici di emergenza. Purtroppo in estate, con le distrazioni estive, il donatore periodico si allontana un po' da quello che è la routine e la periodicità delle donazioni, ed ecco che allora si crea veramente una situazione di drammaticità, perché le scorte e le disponibilità di sangue negli ospedali non sono sufficienti a soddisfare quelle che sono le esigenze trasfusionali. La provincia di Catania si ritrova nel gradino più basso degli indici donazionali a livello nazionale. Basti pensare soltanto che l'ospedale Arnas Garibaldi annualmente, a fronte di un fabbisogno di sangue di circa 14.000 unità di sangue, soltanto i catanesi riescono a donarne appena 9.000. C'è un dato in controtendenza, è stata fatta una raccolta di sangue, può darci qualche numero? Sì, è una bella esperienza quella che abbiamo registrato a Tremestieri nella raccolta pomeridiana, 21 donazioni di cui 8 di plasma, che sono molto utili questa parte liquida del sangue per la produzione di farmaci plasma derivati, e 13 unità di sangue. Quindi laddove le persone vengono sensibilizzate, ecco che la risposta c'è. Legambiente Sicilia ha presentato a Porto Empedocle il dossier erosione costiera in Sicilia. Sono state analizzate le cause e gli effetti che interessano gran parte della fascia costiera dell'isola. Il servizio.
Il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione e il 56% delle coste siciliane è stato già cancellato dall'avanzata del cemento legale e illegale. Sono le conclusioni del dossier Erosione Costiera Sicilia presentato a Legambiente a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. La Sicilia è la prima regione d'Italia per percentuale di coste a rischio. Si tratta di un fenomeno costante, progressivo, spesso alimentato da opere dell'uomo scriteriate. Dal 2006 al 2021 l'avanzata del cemento nei comuni costieri è aumentata del 6% ed il consumo di suolo costiero sul totale regionale è pari al 56,4%, il più elevato a livello nazionale. Il 70% della nostra fascia costiera è a rischio di erosione, oltre il 40% tra l'altro a rischio elevato di erosione, e questo a causa di opere che noi riteniamo nel corso degli anni sbagliate, che hanno manomesso innanzitutto i corsi d'acqua, erodendo appunto la ghiaia e la sabbia che sono necessari come sedimenti per creare quelle barriere all'erosione costiera e per rimpinguare le nostre spiagge. E poi altri interventi artificiali e soprattutto opere abusive che sono state realizzate lungo la fascia costiera. Nel corso della conferenza a ridosso della Torre Carlo V, i vertici regionali dell'Associazione Ambientalista si sono soffermati su cause, effetti e danni dell'erosione e in prospettiva sulle soluzioni a contrasto, tra cui non rientrano affatto le opere di sbarramento ritenute ancor più dannose. E oggi è il giorno delle prove generali per il festino di Santa Rosalia a Palermo, quest'anno una festa straordinaria nel 400° anniversario della liberazione di Palermo dalla peste che la tradizione vuole sia avvenuta dopo che le spoglie di Santa Rosalia furono portate in processione per la via del Cassero. Ed anche domani sarà il carro della Santa a ripercorrere le vie della processione. Servizio di Manlio Viola. Fervono i preparativi per il festino di Santa Rosalia, quello numero 400. Il giubileo della Santa Palermo lo celebra, come sempre, nella notte fra il 14 e il 15 luglio, una festa più di popolo, tradizione e spettacolo che non religiosa. Le reliquie infatti escono dalla cattedrale soltanto il giorno dopo, il 15 luglio, ma non si tratta del giorno che la Chiesa dedica alla Santa, che nel calendario ricorre il 4 settembre, ovvero il giorno dell'anniversario della sua morte. Ma Palermo festeggia il 15 luglio, ricorrenza della prima processione delle spoglie di Santa Rosalia portate in giro per la città per contrastare la peste. Tradizione vuole che dopo quella processione lungo la via del Cassaro Antico la peste abbandonò Palermo e i palermitani nominarono dunque Rosalia loro protettrice. Quest'anno ricorrono, come detto, i 400 anni dalla liberazione dalla peste. Una festa eccezionale, quella affidata al veneto Marco Balic, che inscenerà la storia non più nei tradizionali 4 piani, ma realizzando ben 6 spettacoli itineranti lungo la strada del carro della Santa, da Palazzo Reale fino a mare. Non un solo carro questa volta, ma 2 quest'anno, e una statua nuova che si sposta su ruote. Oggi è il giorno delle prove generali, domani quello della festa. Sono attese 600.000 persone, fra cui tantissimi turisti venuti appositamente per l'occasione. Strade chiuse, divieti di sosta, ZTL sospesa e soprattutto 3 ordinanze accompagnano la festa. Vietata la vendita dei superalcolici e di bibite in vetro e si sospendono le autorizzazioni del suolo pubblico, dunque tutti i locali del centro dovranno ritirare i tavolini all'aperto per far spazio al carro e alla gente. E adesso cambiamo decisamente argomento. Riposarsi e dunque ricaricarsi di energia, oppure tenere il cervello in allenamento in vista del nuovo anno scolastico. I compiti per le vacanze dividono tutti, studenti, genitori e docenti. Vediamo come la pensano in questo servizio di Desiree Ferlito. La scuola è già finita da più di un mese, bambini e ragazzi sono già in vacanza, tutti accomunati dall'incubo dei compiti per le vacanze. Le posizioni sono contrastanti, c'è chi sostiene che d'estate sia importante riposarsi e ricaricarsi di energie e chi invece che i compiti servano per tenere in allenamento il cervello. Se tu hai lavorato bene tutto l'anno, insomma, i 3 mesi ti toccano. Ma non ci dovrebbero essere. Perché? Perché dopo un anno ci vuole un po' di riposo, soprattutto per noi. Fin qui niente di sorprendente, è normale che i ragazzi mal digeriscano i compiti a casa, ma se al loro fianco si schiera anche una buona percentuale di genitori, allora il quadro cambia. Compiti per le vacanze, sì o no? Qualcosa, non esagerare.
È stancante com'è dopo un anno di scuola fare i compiti? Anche? Un poco. Ti scocci un po'? Sì, un po' sì. Anche i docenti si dividono. Dalla spiaggia arriva l'appello della maestra a vivere nuove esperienze. È un indispensabile consiglio affinché avvenga. Consiglio di lasciare gli smartphone a casa e di vivere delle esperienze di vita reale e infine di riposare. Toccherà ai genitori correre ai ripari. Con l'avvicinarsi di settembre, un genitore su 5 aiuterà attivamente i figli a completare i compiti estivi gli ultimi giorni. Ha 2 libri da fare e ancora non ha fatto nemmeno una pagina. Sbaglio? Al momento oltre 8 studenti su 10 hanno trattato i compiti come qualcosa di estraneo alle loro giornate. Il 19% si oppone in modo assoluto. Ma i compiti per le vacanze li hai fatti? Li farai? No. Se li hanno assegnati? Sì, ma non lo farò, cioè in senso voglio il mare, voglio la spiaggia, che mi interessa dei compiti. Evviva la sincerità, adesso ci spostiamo a Taormina per il 70° compleanno del Festival del Cinema. Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici fa un grande regalo, il ritorno dei Nastri d'Argento proprio sul palco del Teatro Antico. Una serata di glamour, musica, cinema e soprattutto grandi stelle. Eva Spampinato. Riflettori puntati su Piazza 9 Aprile per il Red Carpet, dove ieri hanno sfilato davanti ad un grandissimo pubblico di appassionati, addetti ai lavori e curiosi le stelle del cinema italiano, prima di salire sul palco del Teatro Antico per la 70ª edizione del Taormina Film Fest. Benvenuti in questo spazio magico. I Nastri d'Argento hanno inaugurato la kermesse cinematografica con il ricordo del primo Nastro d'Argento di Giuseppe Tornatore, ma anche con una clip dell'ultima volta sul palcoscenico di Taormina di Nino Manfredi. Devo dire che prima di morire volevo vedere questo momento dove premiavano la commedia proprio. I Nastri d'Argento celebrano l'eccellenza della commedia italiana e lo fanno con i premi ai re della commedia Carlo Verdone e Christian De Sica, ma anche ai nuovi volti come Pilar Fogliati, protagonista del film di Veronesi Giulietta e Romeo. Giovanni per me mi trascina in tutto quello che lui ha imparato e quindi io non faccio altro che ascoltarlo ed è bellissimo, quindi insomma è importante festeggiarlo qua insieme a tutti questi altri artisti. Ne sono anche molto orgoglioso perché avendo la veneranda età di 50 anni vorrei che anche tanti ragazzi che stanno iniziando adesso non mollassero mai. Tra i nuovi volti il riconoscimento va a Nicolas Maupas, una vera rock star per i giovani, dopo il successo di Mare Fuori e poi un professore. Non saprei come definirci, però è vero che è incredibile quanto ci sia tornato indietro dal pubblico, nessuno di noi si aspettava nei vari progetti, poi penso, e quindi viviamo tutto con grande gioia. Poi ecco, io parlo per me, ma credo di poterlo dire a nome di tutti i miei colleghi con i quali ho lavorato. Emanuela Fanelli, dopo il successo di C'è ancora domani, vince il premio Manfredi. Ho lavorato, ho sempre fatto, insomma, ho cercato di fare progetti che avrei guardato e mi sono proposta, credo, in modo onesto pure col pubblico. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calciomercato. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calciomercato, trattativa del Palermo per i difensori Ceccherini e Romagnoli. Il Catania invece ha ceduto Chiarella al Rimini. A Messina contestato il presidente sciotto. Sergio Golosi. Dopo l'arrivo al Livigno del greco Nicolau, il Palermo è sulle tracce di altri difensori per potenziare il reparto che ha creato non pochi problemi nella scorsa stagione. Trattative in corso con Federico Ceccherini del Verona e Simone Romagnoli del Frosinone, conteso dalla Sampdoria, due centrali di grande esperienza con tanta Serie A alle spalle. Il Catania ha ufficializzato il passaggio in prestito dell'attaccante esterno Marco Chiarella a Rimini. L'anno scorso 29 presenze, un gol e 2 assist nel club rossazzurro. Dopo colpi di assoluta qualità, le priorità del Catania sono le cessioni e rinforzare l'attacco. Di Carmine, Chiricò, Marsura, Costantino, De Luca e Bocic sono nella lista dei partenti e più avanti per qualcuno di loro non si esclude la rescissione contrattuale. Per l'attacco del futuro, dopo l'ok per D'Andrea, seguiti Lescano della Triestina e Gomez del Crotone, ma si guarda molto anche al mercato della Serie B. Aspettando l'accordo con De Rose, c'è interesse per il laterale destro Manuel Ricciardi in rotta con l'Avellino.
Contestazione alla famiglia Sciotto in uno striscione firmato dalla Curva Sud per l'immobilismo della proprietà. Mai come quest'anno il Messina rischia di farsi trovare impreparato alla prossima stagione. Il Trapani cambia pelle, presi il portiere Andrea Seculini, 2 terzini Pietro Ciotti e Alessandro Martina e l'attaccante Maghet Fall, Cristini in prestito al Monterosi. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. A Stromboli, fase di quiete dopo le eruzioni, ma restano attivi i divieti per le mini crociere. Gli operatori turistici chiedono aiuto per sostenere un'economia legata proprio al turismo estivo. Emergenza cenere a Catania, anche gli scout aiutano i cittadini a ripulire terrazze e balconi. Domani apertura straordinaria domenicale del centro di raccolta di Picanello. È morto Giovanni Arrigò, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione della sua fabbrica di fuochi d'artificio a Messina. L'imprenditore era ricoverato al centro grandi ustionati di Genova. Tragedia sfiorata a Vittoria. Un uomo non si arrende alla fine della sua storia d'amore per ripicca da fuoco alla casa dell'ex fidanzata. È stato arrestato. Carlo Verdone e Christian De Sica protagonisti al Teatro Antico per la cerimonia dei Nastri d'Argento che dà via alla 70ª edizione della Taormina Film Festival. Calcio, finisce 10-0 la prima amichevole stagionale del Palermo. Sul fronte mercato il Catania cede Chiarella a Rimini e Maffei alla Cavese. A Messina contestato il presidente Sciotto. Ancora ben trovati, c'è ancora Stromboli in primo piano. Dopo l'eruzione gli operatori turistici chiedono aiuto per una economia che si sorregge proprio su questi mesi estivi e poi ci sono le ordinanze, soprattutto quella che vieta le mini crociere che restano attive appunto e che non aiutano il turismo. Sentiamo Francesco Triolo. A Stromboli il vulcano sta concedendo un po' di tregua dopo la grande paura di 2 giorni fa, ma la preoccupazione degli operatori commerciali dell'isola è tanta. I divieti previsti nelle ordinanze stanno portando a diverse disdette per le prossime settimane, anche se la situazione è sotto controllo. A pesare soprattutto è l'assenza del cosiddetto turismo mordi e fuggi, quello delle mini crociere che ogni giorno da Sicilia, Calabria e dalle altre isole delle Eolie potrebbero potenzialmente portare a Stromboli oltre 5.300 visitatori, che diventerebbe impossibile gestire in caso di un'emergenza come quella vissuta giovedì scorso. Federalberghi Isole Eolie e Proloco di Stromboli hanno inviato una nota alle istituzioni richiamando l'attenzione sui gravi problemi economici che stanno impattando sull'isola di Stromboli e si stanno propagando nel resto dell'arcipelago. Chiedono provvedimenti immediati per sostenere gli operatori turistici e gli abitanti, tra cui l'esenzione dal pagamento di IMU e tassi per il 2024, l'accesso alla cassa integrazione per i dipendenti stagionali, la sospensione delle rate di mutuo e di quelle tributarie e altre forme di ristoro, oltre che interventi sulla prevenzione e manutenzione del territorio. Intanto continuano le riunioni del centro operativo attivo alle Eolie, che deve fronteggiare emergenze anche quotidiane come quella di ieri, quando è stato necessario portare una signora con un attacco di appendicite a Panarea con una motovedetta perché i fumi del vulcano non hanno consentito all'elicottero del 118 di atterrare a Stromboli. E poi c'è ancora Catania che è alle prese con l'emergenza cenere dell'Etna. Domani apertura straordinaria di mattina dell'isola ecologica a Picanello. Intanto ci sono gli scout che scendono in strada e aiutano le persone a ripulire. Giusy Lazzara.
Questa è la cartolina dell'emergenza cenere che va avanti da giorni. Così l'isola ecologica di Picanello a Catania con cassoni stracolmi e sacchetti abbandonati sul marciapiede. L'amministrazione corre ai ripari, dispone un'altra apertura straordinaria per domani mattina di questa isola ecologica di Picanello dalle 8 alle 12. Il sindaco Trantino sta valutando la possibilità di emettere un'ordinanza coinvolgendo ditte e protezione civile per la raccolta della cenere. Provvedimento reso urgente anche per motivi sanitari, con l'ARPA che segnala un livello di polveri sottili nell'aria oltre il 50%. Nel frattempo ci si organizza e scendono in campo gli scout Gesci di San Giovanni La Punta che vanno in soccorso dei residenti ormai stremati per la raccolta senza fine. Li vediamo attrezzati con soffiatori a ripulire terrazzi e abitazioni. Tantissime le richieste di aiuto ricevute, dicono gli scout. Tutto in attesa che le amministrazioni si mobilitino con più mezzi e personale per ripulire strade e marciapiedi. La Regione siciliana ha stanziato 50 milioni di euro come contributo ai comuni per compensare gli aumenti dei costi sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all'estero. È il contenuto del decreto del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Il decreto prevede che l'importo sarà determinato in base all'esito favorevole della verifica per ciascun comune del rispetto della normativa. Incidente mortale sul lavoro a Marsala. A perdere la vita un operaio di 47 anni rimasto schiacciato sotto un autocarro all'interno dell'azienda per cui lavorava, che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti. L'esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio degli inquirenti. La Procura di Marsala ha aperto un fascicolo. Ed è morto Giovanni Arrigò, l'uomo rimasto vittima dell'esplosione della sua fabbrica di fuochi d'artificio il 4 luglio a Messina. Era ricoverato al centro Grandi Ustionati di Genova. Sentiamo. Non ce l'ha fatta Giovanni Arrigò, il 42enne rimasto vittima insieme alla madre e alla sorella di un'esplosione nella sua fabbrica di fuochi d'artificio il 4 luglio. È morto questa notte al centro Grandi Ustioni, Villa Scassi di Genova, dove era ricoverato in gravissime condizioni. Arrigò era stato trasferito la sera dell'incidente dal Policlinico di Messina grazie ad un aereo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Sul corpo oltre il 90% di ustioni, è una situazione che sembra subito gravissima. Nell'ultima settimana è stato sottoposto a diversi lavaggi e trasfusioni di sangue. Negli ultimi 2-3 giorni gli era stata sospesa la somministrazione di ossigeno per verificare la sua capacità di reazione e nelle prime 24 ore aveva mostrato anche dei segnali di ripresa. L'equipe medica di Villa Scassi stava anche programmando la possibilità di un intervento già lunedì, ma nella notte la situazione è precipitata e Giovanni Arrigò non ce l'ha fatta. Adesso gli uffici dell'ASP di Genova stanno provvedendo agli adempimenti burocratici per il rientro della salma a Messina, che dovrebbe avvenire lunedì, e nella prossima settimana saranno celebrati i funerali. C'è un'ultima ora, a proposito appunto di questo imprenditore, si è deciso di dedicare a lui la processione della Vara di quest'anno, appunto la Vara di Messina. Un carabiniere di 52 anni del servizio scorte del Tribunale di Palermo è morto la notte scorsa all'ospedale Cervello dopo essere stato morso da un ragno violino. Franco Aiello, questo è il suo nome, di 52 anni, la scorsa domenica aveva trascorso una giornata in campagna. Tornato a casa si era accorto di un arrossamento alla caviglia. Mercoledì il ricovero all'ospedale Cervello e poi la situazione è precipitata. Tragedia sfiorata a Vittoria, dove un uomo, Vittorio Infarinato, ha dato fuoco allo stabile in cui abita l'ex fidanzata. La donna si è salvata, ma la palazzina è stata evacuata. Comparirà lunedì prossimo davanti al giudice per le indagini preliminari. L'accusa è di tentato omicidio. Sentiamo. Non aveva accettato che la loro storia fosse finita. Per vendetta picca il fuoco all'abitazione della sua ex, Vittoria. Doveva dare una lezione alla donna che aveva subito per anni violenze fisiche e psicologiche. Così, tragedia sfiorata e momenti di paura con le fiamme e il fumo che hanno avvolto l'edificio. L'uomo, 28 anni, dopo aver provocato l'incendio è scappato. Identificato dalle telecamere della zona, è stato arrestato dalla polizia e rinchiuso in carcere a Ragusa. In via Cacciatori
ospedali delle Alpi ci sono stati anche momenti di tensione, con una donna residente nello stabile bloccata nel pianerottolo all'ultimo piano, che non riusciva a scendere e mettersi in salvo. Immediato l'intervento del dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono, che l'ha soccorsa riuscendo a uscire utilizzando la scala esterna dei vigili del fuoco. Messe in sicurezza anche le 2 bombole al primo piano dello stabile. E sempre a Vittoria, il 13 giugno, un ragazzo di origini tunisine dà fuoco alla casa dei genitori al culmine dell'ennesima lite. Muoiono la madre e una sorella che aveva ustioni sul 70% del corpo. Gravemente feriti il padre e un'altra sorella ricoverati nel centro grandi ustioni di Catania e Ragusa. Ed è di nuovo allarme sicurezza a Palermo. Appena è stato tolto il presidio straordinario delle forze dell'ordine, ecco che scoppiano nuove risse. La via Macheda è in preda alle bande che si confrontano ormai quasi ogni giorno a suon di spranghe e bottiglie rotte. Vediamo. E allarme sicurezza nella zona alta di via Macheda a Palermo, una delle strade storiche della città, nella parte che collega i 4 canti, fulcro del centro palermitano, con la stazione ferroviaria centrale. L'area è in mano alle bande di giovani e meno giovani. Non si tratta di vere e proprie gang, ma di bande di strada, tunisini contro giovani del Bangladesh, palermitani contro marocchini e così via. Un coacervo di culture e nazionalità diverse messe insieme solo dalla regola della sopraffazione reciproca per conquistare un angolo per il commercio abusivo o semplicemente per la voglia di non pagare il conto. Dopo le ultime 2 risse, una che ha causato il grave ferimento di un giovane tunisino 17enne che da giorni si trova in rianimazione al Policlinico, la seconda conclusa con il ferimento del titolare di un bar con una bottigliata in testa e 2 tunisini arrestati, adesso la misura è colma. Gli abitanti dell'area si sono riuniti in comitato e sono stati ricevuti dal prefetto, al quale hanno chiesto presidi fissi delle forze dell'ordine fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, ovvero fino a quando, dicono, le bande che stazionano fra via Fiume e via Torino non abbandoneranno il loro luogo di ritrovo. L'ultima rissa, quella di giovedì scorso, è scoppiata infatti poche ore dopo che il presidio delle forze dell'ordine, quello straordinario, era stato tolto. Una situazione che induce il prefetto Mariani a ripensare alle sue scelte. Da sempre contrario alla repressione pura e semplice e fautore di prevenzione e dialogo, adesso promette il rafforzamento dei presidi. Una scelta obbligata, almeno nel weekend del festino, quando sono attese circa 600.000 persone nell'area immediatamente adiacente, lungo la via dal Cassaro. Ma gli abitanti aspetteranno proprio che il festino sia passato per valutare cosa davvero verrà fatto. È di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale nei pressi di Sciacca ad Agrigento. Si sono scontrati frontalmente un'auto e un furgoncino da lavoro. All'interno della vettura viaggiavano 4 ragazze, tutte di Caltabellotta, 2 delle quali sono in gravi condizioni. Alla guida dell'altro mezzo c'era un tecnico ascensorista di Favara. A seguito dell'incidente il traffico da e per Agrigento è stato interrotto e si sono formati lunghi incolonnamenti di auto in entrambe le direzioni di marcia. E adesso cambiamo decisamente argomento. SOS Sangue, l'arrivo dell'estate frena le donazioni e gli ospedali vanno in sofferenza. Il presidente della Fidas Sicilia, Caruso, dice una situazione drammatica a Catania, le scorte non sono sufficienti. Tonino De Mana. Come ogni estate puntuale, addirittura in leggero anticipo, arriva l'emergenza sangue che scarseggia in tutta la Sicilia con dati preoccupanti su Catania. 33.500 donazioni, 42.300 il consumo, numeri alla mano, mancano all'appello 10.000 sacche. L'arrivo della bella stagione frena le donazioni e gli ospedali etnei, che durante l'anno attingono dai bacini di Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, vanno in sofferenza. Situazione drammatica all'Arnas Garibaldi, dove lo scorso weekend c'era la disponibilità solo di 3 unità di zero negativo, frigo e emoteche quasi vuote e carenza per alcuni gruppi sanguigni, con il reparto di talassemia che solo al Garibaldi ha in cura 200 pazienti con un fabbisogno giornaliero di 40 unità. E naturalmente scorte di sangue servono anche per interventi chirurgici di emergenza. Purtroppo in estate, con le distrazioni estive, il donatore periodico si allontana un po' da quello che è la routine e la periodicità delle donazioni, ed ecco che allora si crea veramente una situazione di drammaticità, perché le scorte e le disponibilità di sangue negli ospedali non sono sufficienti a soddisfare quelle che sono le esigenze trasfusionali. La provincia di Catania si ritrova nel gradino più basso degli indici donazionali a livello nazionale, basti pensare soltanto
ricordando che l'ospedale Arnas Garibaldi annualmente a fronte di un fabbisogno di sangue di circa 14.000 unità di sangue, soltanto i catanesi riescono a donarne appena 9.000. C'è un dato in controtendenza, è stata fatta una raccolta di sangue, può darci qualche numero? Sì, è una bella esperienza quella che abbiamo registrato a Tremestieri nella raccolta pomeridiana, 21 donazioni di cui 8 di plasma, che sono molto utili questa parte liquida del sangue per la produzione di farmaci plasma derivati, e 13 unità di sangue. Quindi laddove le persone vengono sensibilizzate, ecco che la risposta c'è. Cambiamo ancora argomento. Legambiente Sicilia presenta a Porto Empedocle il dossier erosione costiera in Sicilia, analizzate le cause e gli effetti che interessano gran parte della fascia costiera siciliana. Il 77% della fascia costiera siciliana è a rischio erosione, il 56% delle coste siciliane è stato già cancellato dall'avanzata del cemento legale e illegale. Sono le conclusioni del dossier erosione costiera Sicilia presentato a Legambiente a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. La Sicilia è la prima regione d'Italia per percentuale di coste a rischio. Si tratta di un fenomeno costante, progressivo, spesso alimentato da opere dell'uomo scriteriate. Dal 2006 al 2021 l'avanzata del cemento nei comuni costieri è aumentata del 6% ed il consumo di suolo costiero sul totale regionale è pari al 56,4%, il più elevato a livello nazionale. Il 70% della nostra fascia costiera è a rischio di erosione, oltre il 40% tra l'altro a rischio elevato di erosione, e questo a causa di opere che noi riteniamo nel corso degli anni sbagliate, che hanno manomesso innanzitutto i corsi d'acqua, erodendo appunto la ghiaia e la sabbia che sono necessari come sedimenti per creare quelle barriere all'erosione costiera e per rimpinguare le nostre spiagge. E poi altri interventi artificiali e soprattutto opere abusive che sono state realizzate lungo la fascia costiera. Nel corso della conferenza a ridosso della Torre Carlo V, i vertici regionali dell'Associazione Ambientalista si sono soffermati su cause, effetti e danni dell'erosione e in prospettiva sulle soluzioni a contrasto, tra cui non rientrano affatto le opere di sbarramento ritenute ancor più dannose. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono stati impegnati nello spegnimento oggi di 21 incendi in Sicilia, 4 ad Agrigento, 4 a Catania, 4 ad Enna, 4 a Palermo, 3 a Messina e 2 a Siracusa. Intanto la protezione civile regionale ha pubblicato un nuovo avviso per domani, previsto un livello di allerta arancione per rischio incendi in tutte le province. La città più calda invece sarà Catania, dove la temperatura massima registrata sarà di 37 gradi. E adesso invece parliamo del festino di Santa Rosalia, quindi andiamo a Palermo, è il giorno delle prove generali, quest'anno una festa straordinaria nel 400° anniversario della liberazione di Palermo dalla peste, che la tradizione vuole sia avvenuta dopo che le spoglie della Santa furono portate in processione per la via del Cassaro, e poi anche domani sera il carro della Santa ripercorrerà le vie di quella processione di 400 anni fa. Sentiamo Maglio Viola. Fervono i preparativi per il festino di Santa Rosalia, quello numero 400. Il giubileo della Santa Palermo lo celebra, come sempre, nella notte fra il 14 e il 15 luglio. Una festa più di popolo, tradizione e spettacolo che non religiosa. Le reliquie infatti escono dalla cattedrale soltanto il giorno dopo, il 15 luglio, ma non si tratta del giorno che la Chiesa dedica alla Santa, che nel calendario ricorre il 4 settembre, ovvero il giorno dell'anniversario della sua morte. Ma Palermo festeggia il 15 luglio, ricorrenza della prima processione delle spoglie di Santa Rosalia portate in giro per la città per contrastare la peste. Tradizione vuole che dopo quella processione lungo la via del Cassaro Antico la peste abbandonò Palermo e i palermitani nominarono dunque Rosalia loro protettrice. Quest'anno ricorrono, come detto, i 400 anni dalla liberazione dalla peste. Una festa eccezionale, quella affidata al veneto Marco Balic, che inscenerà la storia non più nei tradizionali 4 piani, ma realizzando ben 6 spettacoli itineranti lungo la strada del carro della Santa, da Palazzo Reale fino a mare.
Non un solo carro questa volta, ma 2 quest'anno, e una statua nuova che si sposta su ruote. Oggi è il giorno delle prove generali, domani quello della festa. Sono attese 600.000 persone, fra cui tantissimi turisti venuti appositamente per l'occasione. Strade chiuse, divieti di sosta, ZTL sospesa e soprattutto 3 ordinanze accompagnano la festa. Vietata la vendita dei superalcolici e di bibite in vetro e si sospendono le autorizzazioni del suolo pubblico, dunque tutti i locali del centro dovranno ritirare i tavolini all'aperto per far spazio al carro e alla gente. Riposarsi e ricaricarsi di energia o tenere in allenamento il cervello in vista del nuovo anno scolastico. I compiti per le vacanze dividono studenti, genitori e docenti. Desiree Ferlito. La scuola è già finita da più di un mese. Bambini e ragazzi sono già in vacanza, tutti accomunati dall'incubo dei compiti per le vacanze. Le posizioni sono contrastanti, c'è chi sostiene che d'estate sia importante riposarsi e ricaricarsi di energie e chi invece che i compiti servano per tenere in allenamento il cervello. Se tu hai lavorato bene tutto l'anno, insomma, i 3 mesi ti toccano. Ma non ci dovrebbero essere. Perché? Perché dopo un anno ci vuole un po' di riposo, soprattutto per noi. Fin qui niente di sorprendente, è normale che i ragazzi mal digeriscano i compiti a casa, ma se al loro fianco si schiera anche una buona percentuale di genitori, allora il quadro cambia. Compiti per le vacanze, sì o no? Qualcosa, non esagerare. È stancante com'è dopo un anno di scuola fare i compiti? Anche? Un poco. Ti scocci un po'? Sì, un po' sì. Anche i docenti si dividono. Dalla spiaggia arriva l'appello della maestra a vivere nuove esperienze. È un indispensabile consiglio affinché avvenga. Consiglio di lasciare gli smartphone a casa e di vivere delle esperienze di vita reale e infine di riposare. Toccherà ai genitori correre ai ripari. Con l'avvicinarsi di settembre, un genitore su 5 aiuterà attivamente i figli a completare i compiti estivi gli ultimi giorni. Ha 2 libri da fare e ancora non ha fatto nemmeno una pagina. Sbaglio? Al momento oltre 8 studenti su 10 hanno trattato i compiti come qualcosa di estraneo alle loro giornate. Il 19% si oppone in modo assoluto. Ma i compiti per le vacanze li hai fatti? Li farai? No. Ce li hanno assegnati? Sì, ma non lo farò, cioè in senso voglio il mare, voglio la spiaggia, che mi interessa dei compiti. Per il 70° compleanno del Festival del Cinema di Taormina, il Sindacato dei giornalisti cinematografici fa un grande regalo, il ritorno dei Nastri d'Argento sul palco del Teatro Antico. Una serata piena di glamour e ricordi con una parata di stelle. C'era per noi Eva Spampinato. Riflettori puntati su Piazza 9 Aprile per il Red Carpet, dove ieri hanno sfilato davanti ad un grandissimo pubblico di appassionati, addetti ai lavori e curiosi le stelle del cinema italiano, prima di salire sul palco del Teatro Antico per la 70ª edizione del Taormina Film Fest. Benvenuti in questo spazio magico. I Nastri d'Argento hanno inaugurato la kermesse cinematografica con il ricordo del primo Nastro d'Argento di Giuseppe Tornatore, ma anche con una clip dell'ultima volta sul palcoscenico di Taormina di Nino Manfredi. Devo dire che prima di morire volevo vedere questo momento dove premiavano la commedia proprio. I Nastri d'Argento celebrano l'eccellenza della commedia italiana e lo fanno con i premi ai re della commedia Carlo Verdone e Christian De Sica, ma anche ai nuovi volti come Pilar Fogliati, protagonista del film di Veronesi Giulietta e Romeo. Giovanni per me mi trascina in tutto quello che lui ha imparato e quindi io non faccio altro che ascoltarlo ed è bellissimo, quindi insomma è importante festeggiarlo qua insieme a tutti questi altri artisti. Ne sono anche molto orgoglioso perché avendo la veneranda età di 50 anni vorrei che anche tanti ragazzi che stanno iniziando adesso non mollassero mai. Tra i nuovi volti il riconoscimento va a Nicolas Maupas, una vera rock star per i giovani, dopo il successo di Mare Fuori e poi un professore. Non saprei come definirci, però è vero che è incredibile quanto ci sia tornato indietro dal pubblico, nessuno di noi si aspettava nei vari progetti, poi penso, e quindi viviamo tutto con grande gioia. Poi ecco, io parlo per me, ma credo di poterlo dire a nome di tutti i miei colleghi con i quali ho lavorato. Emanuela Fanelli, dopo il successo di C'è ancora domani, vince il premio Manfredi. Ho lavorato, ho sempre fatto, insomma, ho cercato di fare progetti che avrei guardato e mi sono proposta, credo, in modo onesto pure col pubblico. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Palermo e poi naturalmente le ultime pillole di calciomercato.
Seconda parte del nostro telegiornale e adesso parliamo di calcio. Finisce 10-0 la prima amichevole stagionale del Palermo. I rosanero battono la rappresentativa Sondrio e chiudono con un sorriso la settimana in ritiro. Buoni segnali da Insigne e Corona, entrambi hanno segnato una doppietta. Il gol più bello è di Buttaro con un tiro di destro a giro, in rete anche di Francesco Fella, Di Mariano, Brunori e Ranocchia. E a proposito di Palermo, trattativa per i difensori Ceccherini e Romagnoli, questo per quanto riguarda il calciomercato. Il Catania invece ha ceduto Chiarella al Rimini. A Messina ha contestato il presidente sciotto Sergio Colosi. Dopo l'arrivo a Livigno del greco Nicolau, il Palermo è sulle tracce di altri difensori per potenziare il reparto che ha creato non pochi problemi nella scorsa stagione. Trattative in corso con Federico Ceccherini del Verona e Simone Romagnoli del Frosinone, conteso dalla Sampdoria, due centrali di grande esperienza con tanta Serie A alle spalle. Il Catania ha ufficializzato il passaggio in prestito dell'attaccante esterno Marco Chiarella a Rimini. L'anno scorso 29 presenze, un gol e 2 assist nel club rossazzurro. Dopo colpi di assoluta qualità, le priorità del Catania sono le cessioni e rinforzare l'attacco. Di Carmine, Chiricò, Marsura, Costantino, De Luca e Bocic sono nella lista dei partenti e più avanti per qualcuno di loro non si esclude la rescissione contrattuale. Per l'attacco del futuro, dopo l'ok per D'Andrea, seguiti Lescano della Triestina e Gomez del Crotone, ma si guarda molto anche al mercato della Serie B. Aspettando l'accordo con De Rose, c'è interesse per il laterale destro Manuel Ricciardi in rotta con l'Avellino. Contestazione alla famiglia Sciotto in uno striscione firmato dalla Curva Sud per l'immobilismo della proprietà. Mai come quest'anno il Messina rischia di farsi trovare impreparato alla prossima stagione. Il Trapani cambia pelle, presi il portiere Andrea Seculin, i due terzini Pietro Ciotti e Alessandro Martina e l'attaccante Maghet Fall, Cristini in prestito al Monterosi. C'è un aggiornamento sul mercato in uscita del Catania. Il club rossazzurro ha ceduto in prestito alla Cavese il difensore Mattia Maffei. E con questa notizia noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci seguito. A tutti voi auguro una buona serata.